Casa Breda è sita a Padova, è una residenza sanitaria assistenziale che ospita pazienti affetti da sclerosi multipla da moltissimi anni. La Fondazione Breda, dopo un periodo di grave dissesto finanziario, è ormai da diverso tempo posta in stato di liquidazione. La Regione del Veneto si è sempre impegnata al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti disabili che infatti ancora risiedono presso questo istituto malgrado il destino dell'ente sia segnato appunto dalla grave condizione finanziaria della Fondazione. Ora ci si pone il problema di cui ho discusso spesso con l'assessore di come mettere il servizio che la Regione eroga a garanzia e in garanzia rispetto al rischio appunto che l'immobile oggi oggetto di diverse procedure d'asta possa invece finire nelle mani diverse da quelle di chi come la Regione sta garantendo un servizio fondamentale per il territorio padovano. E quindi con questo ordine del giorno chiediamo alla Giunta di impegnarsi affinché l'immobile all'interno del quale viene erogato questo servizio sia acquisito dall'azienda ULSS 6 Euganea che già ora gestisce l'erogazione del servizio. È una richiesta che ovviamente ho rivolto all'assessore ma che insieme a me hanno rivolto anche gli altri colleghi che provengono dalla provincia di Padova, la collega Ostanel, Lorenzoni, Enox Soranzo, Elisa Venturini, tutti i colleghi del gruppo della Lega, il capogruppo Panna, il presidente Sandonà, i collega Boron, Centenaro, Ecre e anche la collega Cavinato che ci segue da casa. Quindi diciamo è una richiesta che tutti i consiglieri padovani rivolgono all'assessore Lanzarin, il tempo stringe, riteniamo necessario e indispensabile che la Giunta su questo piano, coerentemente con quanto fatto finora, faccia il salto di qualità necessario e metta in sicurezza i tanti ospiti che davvero dentro quel centro trovano le cure necessarie alle loro gravi patologie. Grazie.